Alcuni hanno sbagliato nel dichiarare un reddito inferiore e quindi hanno ricevuto la domanda respinta. Reddito inferiore ai 35.000 euro. L'errore nella dichiarazione è costato il diniego del TAR a circa 150 piccoli azionisti di Veneto Banca che avevano intrapreso la procedura dell'indennizzo forfettario riservata a questa fascia di risparmiatori. Per il Tribunale amministrativo non esiste automatismo per il quale i soggetti in questione avrebbero dovuto venire comunque indennizzati, ma per riammetterli il legale che li segue, l'avvocato trevigiano Sergio Calvetti, fa sapere che è già stato intrapreso un percorso alternativo. È necessario che il governo intervenga con un emendamento che indichi la strada alla Commissione attraverso una norma specifica per poter fare questa traslazione. Questa situazione interessa non soltanto 150 azionisti trevigiani e veneti, ma una platea complessiva di 4.800 risparmiatori coinvolti nel crack delle popolari. Sul tavolo ci sono ancora 500 milioni di euro del fondo di indennizzo da ripartire, mentre 1 miliardo di euro è già stato distribuito a circa 137.000 risparmiatori. Si tratta di esaurire tutti quei pagamenti che devono essere effettuati per indennizzare tutti al 30%, quindi comprese queste contestazioni che sono state avanzate da questi 4.000 che sono rimasti a secco. La prima tranche deve essere ancora completata e finché non viene completata non si può conoscere qual è il residuo che rimarrà e di conseguenza non si può procedere all'indennizzo dell'ulteriore percentuale di competenza di quelli che sono stati già indennizzati. I lavori della Commissione per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo sono stati prorogati al 30 giugno. Nel frattempo, legali e risparmiatori auspicano che le procure di Treviso e Vicenza avviino i processi per bancarotta che coinvolgano anche i revisori dei conti. Se dovessero promuovere il procedimento di bancarotta, trattandosi di una prescrizione di 12 anni e mezzo, non ci sarebbero problemi di prescrizione e contemporaneamente ci potrebbe essere una bella ulteriore soddisfazione di indennizzo.